Gli iraniani escono allo scoperto e la trattativa per acquistare l'Akragas potrebbe decollare. Il presidente Silvio Alessi ha comunicato di aver ricevuto la visita ufficiale della delegazione di una società sportiva calcistica che milita nel massimo campionato iraniano. Nello studio dell'avvocato Enzo Caponnetto, socio del club, i dirigenti hanno incontrato il consulente legale e il direttore marketing della società che milita nella Persian Gulf Pro League. Sono stati esposti, spiega l'ufficio stampa dell'Akragas in una nota, tutti gli aspetti amministrativi e sportivi riguardanti la società, nonché quelli strutturali relativi allo stadio Seneto. La delegazione, accompagnata dal presidente Silvio Alessi e dal direttore sportivo Ernesto Russello, ha prima visitato il campo di Fontanelle per avere un primo contatto con la squadra, lo staff tecnico e sanitario. Poi è andata allo stadio Seneto. La delegazione, preso atto di tutte le componenti relative all'eventuale subentro in società, aggiunge la nota dell'ufficio dell'Akragas, si è detta comunque soddisfatta ed interessata a sposare il progetto Akragas, poiché la società dei Templi potrebbe rientrare in un progetto molto più ampio anche per la crescita sportiva della stessa società calcistica iraniana. Gli stessi pertanto si sono riservati, conclude la nota, di comunicare quanto prima una definitiva decisione.